Anche quest'anno l'associazione Onlus Banco Alimentare della Sicilia aderisce all'iniziativa nazionale della colletta alimentare. Ad Agrigento numerosi volontari pronti a regalare un sorriso ed invitare la gente ad essere generosa e solidale per i meno fortunati. Sì, sono 30 anni quest'anno, c'è la giornata nazionale della colletta alimentare, anche ad Agrigento quasi da subito abbiamo iniziato, circa 25 anni fa, e quest'anno come tutti gli altri anni lo scopo è sempre lo stesso, cioè quello di donare la spesa a chi è più povero, perché condividere bisogna e condividere anche il senso della vita. L'anno scorso in particolare siamo riusciti a ottenere 11 tonnellate, 11.000 kg di beni che sono stati raccolti soltanto nella provincia di Agrigento e che sono stati donati tutti entro il mese di dicembre ad Agrigento, a tutti gli enti bisognosi convenzionati con il Banco Alimentare, con la colletta alimentare. Anche quest'anno contiamo e speriamo di fare più dell'anno scorso e di poter donare e permettere anche ai nostri amici e ai nostri fratelli che è più povero di poter avere qualcosa in più per Natale, ecco, avere anche il gesto di una condivisione del bisogno. Sarete presenti in quasi tutti i supermercati della provincia di Agrigento tutto il giorno? Sì, sono 16 i supermercati, soltanto ad Agrigento, poi siamo anche a Favara e abbiamo cercato di coprire naturalmente compatibilmente le nostre forze tutti i supermercati, sicuramente quelli più grandi, e dalla mattina alla sera, naturalmente gratuitamente, perché lo scopo è quello di essere una grande festa oggi, quello di poter condividere con gli altri il bisogno di povertà, il bisogno che ce n'è sicuramente tanto anche ad Agrigento. Quali sono i prodotti maggiormente richiesti dal Banco Alimentare? Allora, noi praticamente per principio chiediamo prodotti per l'infanzia omogeneizzati, quindi prodotti per i bambini, e anche olio, tonno, queste cose che vengono di più richieste sia per quanto riguarda gli assistiti musulmani che per quelli italiani.